Altri 120 buoni spesa al fondo regionale sono stati erogati in modalità telematica o tramite SMS nella giornata di ieri e di oggi ad altrettante famiglie che ne hanno fatto richiesta. Come avevo anticipato a Natale, afferma l'assessore alle politiche sociali Marco Vullo, abbiamo così riesaminato le istanze sui social bonus regionale che erano state presentate a fine novembre e che da una prima analisi erano state sospese per carenza di documenti. Abbiamo potuto constatare che a volte si trattava di piccoli errori che si potevano superare e per questo le abbiamo riesaminate tramite la procedura di richiesta di documentazione completata e finalmente i buoni sono state assegnate alle famiglie bisognose che ne avevano fatto richiesta. Si tratta, continua Vullo, di importi che variano da un minimo di euro 300 fino a un massimo di 800 euro in base alla consistenza del nucleo familiare. Mi sento soddisfatto del grande lavoro che sin dal mio insediamento e grazie all'impegno dei dipendenti comunali incaricati ai servizi sociali abbiano portato avanti raggiungendo un buon risultato in favore delle famiglie richiedenti in stato di disagio economico e di difficoltà. Stiamo lavorando, dice Vullo, alle nuove domande. Nei prossimi mesi, una volta definiti i criteri e le modalità di presentazione, provvederemo a predisporre nuovi avvisi per venire incontro alle fasce più deboli della nostra città attraverso i buoni spesa, ma anche come previsto dalla normativa regionale per il pagamento delle utenze. Saluto di commiato ieri pomeriggio al Palazzo di Città del dottor Michele Iacono. Dopo 4 anni di attività, oggi ha concluso l'incarico di segretario generale del comune di Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha consegnato una targa al ricordo dell'amministrazione comunale agrigentina. Il prossimo lunedì si insedierà la dottoressa Maria Concetta Floresta, di 56 anni, proveniente da Catania, selezionata tra 12 candidature presentate, che lascia l'incarico di segretario generale del comune di Lentini.